Oggi presentiamo nuovamente l'Arte in Calza, che è un progetto già in corso da diversi anni al Museo di Palazzo d'Arco, con una novità però, perché dallo scorso anno il palazzo è diventato anche sede del premio Calze Giovani Creativi, Giovani Designer e Creatività e Solidarietà, proprio legandolo al progetto L'Arte in Calza. L'idea del premio è dell'azienda About Calze che il Museo di Palazzo d'Arco ha conosciuto ormai diversi anni fa, quando diciamo in maniera in un momento insomma concomitante il restauro degli abiti antichi per l'appunto dei Conti d'Arco, e quindi ha deciso di, come dire, di lavorare insieme, rendendo l'antico contemporaneo, quindi guardandolo con gli occhi del presente e facendo lavorare, dando l'opportunità quindi a giovani fashion designer di realizzare progetti che guardassero alla proprietà per l'appunto del museo, al patrimonio del museo, però reinterpretandoli con gli occhi del presente. Nel premio si cerca chiaramente di coinvolgere molte scuole, accademie, ma anche scuole, istituti superiori, quindi la scuola secondaria di secondo grado, che ha già all'interno in essere un corso dedicato alla moda, al design, alla tecnologia, e questo perché i giovani fanno parte chiaramente del nostro futuro. Noi viviamo il presente e quindi il rapporto con il museo insomma non è solo un contenitore di patrimonio, ma ha bisogno continuamente di dialogare con i giovani e con i cittadini sostanzialmente. È un bel progetto, dà dei bei risultati, poi anche vedere le calze realizzate è una grande soddisfazione. Ringrazio per questi 3 premi inaspettati, quindi ci proviamo sempre a fare del nostro meglio. Gli studenti e le studentesse sono molto brave, partecipano con passione, dedichiamo un periodo dell'anno proprio a questa attività. Quindi grazie e complimenti per il vostro. Questo concorso per gli studenti di Fashion Design dell'Accademia di Belle Arti di Bologna rappresenta un'opportunità di mettersi alla prova, quindi una sfida da vincere, che in questo caso devo dire siamo molto orgogliosi che 3 studenti siano risultati vincitori di questa edizione, molto importante perché si confrontano con le realtà del territorio, del Made in Italy e di tutto quello che è il nostro sapere storico e anche della qualità dei filati, delle materie prime con cui vengono prodotte queste calze. La vittoria quest'anno è andata ancora all'Accademia di Belle Arti di Bologna, ma anche l'Istituto Europeo di Design si è piazzato molto bene perché ha raggiunto, diciamo, il secondo posto. Il livello dei lavori è molto buono, i ragazzi si sono impegnati molto e credo che il bello di questa manifestazione sia proprio il fatto che si può dare la possibilità a giovani designer di realizzare una loro idea, un loro progetto e poi poterlo vedere, diciamo, nel concreto, dando così, diciamo, la possibilità di esercitarsi e anche di realizzare qualcosa di concreto e non solo di teorico.